Sono Lorenzo Renzulli del Comitato Tecnico-Scientifico della Dan Venice Art Gallery e oggi ho il piacere di avere qui con me il maestro Nicola Furlan. Le opere di Nicola Furlan sono qualcosa di unico, di particolare, frutto evidente di un lungo percorso di ricerca, di riflessione, anche di sperimentazione tecnica. Ogni sua opera è un ricordo, è un frammento di memoria, è un episodio del suo passato che l'ha in qualche modo colpito, ispirato. E avendo la fortuna di avere qui l'artista, volevo appunto chiedergli come si è articolato il suo percorso creativo, quando ha iniziato a fare l'artista e come si è evoluta la sua arte nel tempo fino ad arrivare a delle composizioni estremamente particolari, complesse e per certi versi perfette da un punto di vista proprio di realizzazione anche tecnica. E quindi sì, avevo questa curiosità, volevo sapere appunto una sintesi di questo lungo, sicuramente articolato percorso. Ho iniziato che ero giovanissimo, piccolo, 4 anni, e ero piuttosto vivace. Per farmi star fermo, mia nonna mi faceva dei disegni. Dopo, quando avevo 6 anni, ho cominciato a dipingere a olio proprio, però sul cartone e sul compensato. A 7 anni ho scoperto che i veri artisti dipingevano sulla tela. E allora ho chiesto a mia madre della tela. Lei mi ha dato un pezzo di lenzuolo. Però sul lenzuolo era difficile. Era difficile dipingere. Però lavorando sono riuscito. Quel quadretto ce l'ho ancora a casa, come un gioiello. Dopo ho proseguito, ho sempre fatto pittura, però mai soddisfatto. E sono arrivato nell'86, ho scoperto questa tecnica. Tecnica che è piuttosto complicata, però con questo telo, che è un telo di origine del Medio Oriente, che ogni paese ha un significato, dicono. Però i filosofi moderni, come Schopenhauer, dicono che questo velo è un velo immaginario che divide l'essere umano dal mondo intero e l'uomo non riesce ad andare oltre a questo velo, c'è una difficoltà. Certo. Ecco, un pregio della mia pittura è proprio questo, di aver reso materico un pensiero filosofico, diciamo. Certo, si parla quindi di questo velo di Maya. Velo no? di Maya, questo è il velo questa di specie Maya. di diaframma, di filtro, che offusca in qualche modo. Filtra il colore proprio. Certo. E può simboleggiare un po' anche il fatto, visto che abbiamo detto che le sue opere sono dei ricordi in qualche modo. I ricordi ovviamente quando soprattutto fa riferimento a un passato non recente sono un po' offuscati, sì, no? Un po' ovattati. È proprio giusto. Ecco, per far capire, ecco, questo è un quadro intitolato Brose, in dialetto veneto. Qui avevo per esempio 6 anni e abitavo vicino a delle mie zie che abitavano su una bella villa, e allora mi chiamavano sopra e mi offrivano un uovo strapazzato col sale e una fetta di polenta e io la mangiavo e adesso non lo farei più. Ecco, dopo mi leggevano, andammo su un salotto e mi leggevano la Bibbia, che era una Bibbia illustrata dal Dorè, mi ricordo. Certo. Che adesso ce l'ho io a casa. E dopo, sopra una credenza, c'erano 3 fotografie di Padre Pio. Però
sulla Bibbia mi piaceva quel pezzo che dicono Lazzaro esciti, Lazzaro si esce e gli va via le brose, diciamo. Dopo, sopra una credenza, erano 3 fotografie di Padre Pio, con le mani, con gli stivali. Però in parte c'erano le fotografie dei miei parenti. Io ero piccolo, pensavo che Padre Pio fosse il nostro parente. Certo. Mi faceva peccare, mi ricordo. Ecco, questa è la sintesi di quel ricordo. Di Padre Pio e le sue estimate e di Lazzaro, del brose di Lazzaro. Ecco, questo è il quadro. Certo. Qui c'è un altro ricordo. Un'ispirazione, diciamo. Qui è con Paolo Veronese. Allora qui avevo 14 anni, visitavo tutte le gallerie, tutte le mostre, però la mia preferita era l'Accademia. Entravo e andavo subito sulla saletta del Carpaccio. Io mi sedevo e mi sembrava essere a casa mia. Certo. Tutti i veneziani seduti. Dopo andavo sulla sala principale e subito a sinistra c'era la deposizione del Tiziano. A quel tempo nessuno, non c'era come si può dire, una sorveglianza. Sì, quella di oggi, diciamo. Io mi piaceva andare vicino al quadro e toccarlo proprio, e da vicino non si vedeva niente, cioè tutto segni colorati, sembrava tutto fatto a caso. Quando ti allontanavi era come una magia, tutto sembrava facile. Andava al suo posto, prendeva forma. Di fronte però c'era la San Marco libero e schiavo del Tintoretto. E lì, quello che vedi vicino si vedeva che da lontano. La differenza di due pittori. Tecnica. Però a quel periodo mi piaceva Veronese, con le sue sfumature rosetta e il verde Paolo Veronese. Certo. Certo, quindi sia dei ricordi, diciamo, di vita, Sì, di quotidianità. Lo dico per far capire il quadro. Certo. Poi vedo lì una cosa che mi incuriosisce, insomma, un bonsai, sì. e volevo capire È un una po'. è una mia passione di bonsai, sono molti anni che li faccio e mi hanno molta soddisfazione. Ne ha molti? Sì, ne ho una ventina. Sono magari anche un momento per meditare. Sì, mi ha dato anche un'ispirazione, Certo. un quadretto, ho fatto un quadretto, foglie finte, Okay. perché all'inizio, che ho cominciato con i bonsai, non riuscivo a fare le foglie piccole, mi stavano sempre grandi. La passione era tanta che tagliavo le foglie, gli davo un po' di colore, sembravano le foglie finte. Era un artefatto. Qui non c'è insomma. il quadro, ce l'ho a casa. Quindi insomma l'estro creativo, diciamo, si esprime in vari modi. Sì, insomma. giusto. Qui siamo alla Dan Venice Art Gallery e quindi volevo anche sapere un po' come e quando ha iniziato a frequentare questa galleria, a rapportarsi con questa realtà e a esporre in questi luoghi. Ho iniziato 3 anni fa e mi sono sempre trovato bene e per una città come Mestre penso che sia indispensabile. Certo. Perché la Elena fa diverse mostre, non solo di quadri, ma Diversi vari eventi fa, culturali, quindi certo. per il Mestre serve. Certo. Grazie maestro, è stato un piacere. Grazie a lei e alla mia gallerista Elena. Grazie.